La Summer Edition continua a darci delle grandissime soddisfazioni e non termina molto facilmente. Soprattutto stanno approfittando del fatto che io sto facendo anche altre tipologie di video. Sto facendo uno stato io, sto facendo dei vlog in cui racconto un po' di cose mie in generale. E tra l'altro tutti questi cambi mi stanno piacendo tanto. Finalmente riesco a fare dei contenuti che mi piacciono pienamente e per cui non me ne fotte del numero di visualizzazioni che faccio. Me ne fotte proprio. Non mi interessa del numero di mi piace. Mi interessa solamente che alla fine il contenuto è bello. Preparate i mi piace e le condivisioni, che il video è iniziato. Signore e signori e buccacci, Diego Laurenti. C'è da dire una cosa però, la spiegazione della cazzimma ci siamo sempre avvalsi della grande battuta di Alessandro Siani che un milanese chiede al napoletano: uè Napoli, ma cos'è la cazzimma? Non do voglio dire che è la cazzimma, ma questo restava sempre comunque una sorta di incognita, una cosa più assaudace piuttosto che una spiegazione concreta. Io la spiegazione concreta della cazzimma oggi la tengo, ve lo posso dire molto tranquillamente. E tra l'altro riguarda anche qualcuno di voi che sta guardando il video, perché se dovessimo definire il termine cazzimma, la cazzimma è quella cosa che spinge lo spettatore a guardare tutto il video per la completezza del video stesso, magari pure dicendo cacchio divertente questo video, ma non mettendo un mi piace, nonostante magari sappia che gratuitamente può supportare il video stesso. Ma un mi piace non devo mettere perché si scoccia, devi premere un tasto. Capito come questa è la cazzimma? Quando tu guardi il tuo video e non metti mi piace al video. Ma mettiamo i puntini sulle L. Non è che perché uno vuole il mi piace, ve l'ho detto qualche secondo fa, non mi interessa il mi piace, mi interessa semplicemente che ci sia un affetto, cioè per me quello è importante, è come dire la nonna non mi ha dato baguette, però va bene. Quindi voi siete la mia nonna e se non mettete il mi piace non mi date la baguette. E se non mi date la baguetta io piango forte. Ma prima di andare avanti vi voglio parlare di Filmora 9, il programma con cui sto montando questo stesso video che state guardando. Filmora è un programma di editing e montaggio veramente molto carino, pieno di tutto. Potete importare i vostri file, troverete grandi librerie di suoni da poter utilizzare, di canzoni, dei titoli che potete inserire nei vostri video, come quelli che vedrete in questo video stesso, delle transizioni molto carine, tridimensionali o le classiche. Insomma, quello che vi serve c'è. Che vi serve? Un effetto? Ne abbiamo una cifra qua su Filmora 9. Vi serve un elemento? Basta cliccarci, lo scegliete, lo guardate prima ovviamente, lo vedete se vi piace, e poi lo inserite nel progetto. E una sezione split screen. Ma non solo questo, perché grazie a Filmora potete fare i video come me, solo che mi sono più belli. Ma dopo questa spiegazione di cazzimma di cui prettamente nessuno aveva bisogno, finalmente possiamo arrivare al nuovo video della compilation trash di questa settimana. È uscita una perla, ma non come le altre volte che magari diciamo una perla, perché sappiamo che i video commenti di oggi stanno diventando perle per noi. Christian Michel ha tirato fuori un nuovo duetto. Ebbene sì, ve lo ricorderete per grandi capolavori della musica come Sei un buffone e la sento quando no, oppure vi invito a seguirmi come sempre su Instagram e su YouTube. Su Instagram mi trovate molto facilmente, @youtuber, vi basta cliccare follow, guardate le storie, mi rispondete, mi mandate 1000 euro al mese, così io vi voglio bene. E su YouTube vi basta cercare YouTuber Diego per trovare il mio canale YouTube. Ma adesso, senza indugio, su Segugio, andiamo a vedere il nuovo video di Christian Michel. Ci sarà troppo da ridere. Vieni appresso a me. Finalmente è arrivato un nuovo video di Christian Michel, quindi guardiamolo subito. Ma lasciate un mi piace a questo video, perché vi ricordate il fatto della cazzimma prima? Ma tu che stai guardando il video non ce l'hai la cazzimma. È vero, diamo uno schiaffo morale a quelli che c'è. Premi, vai, lo stacca. Primo bollicino, La prima sigaretta ti esce primo fumo e poi ti appiccia la sigaretta. In carcere, tra l'altro. Ma c'è una porca, che sta succedendo? Ma sta da cagnare lampadina? Sono chi da dito. Sottica kit? Ho può capire. Volesse capire pure io. Questo l'ho capito, ma non ho capito che le prime. Chiamanato, voglio. Si era avuto a rave party. Tu mi mostri in modo calmo. Che vuol dire so chi beat? Mi fanno ridere le proporzioni sbagliate praticamente. Lui è come se in questo momento avesse un tavolo di 4 metri e sta scrivendo. Sto facendo papà. Sto libertà. Libertà. Perché mi fai capire solamente le seconde parti? No, ma sei YouTube non con è rimasto in canna perché non riesco a capire. Sputa un attimo il comodino e poi dici: io non do porta a candere.
Che vuol dire tu mi porta a candere? Mamma che fatto. Abbo Edwards, no, non lo devi dire mai più, è bandito in Italia. Non ho capito, forse te lo devo parlare in lingua tua, perché non capisco. Ma si è fatto che grosso già. Questa è un'altra lingua che io non capisco. Già all'orientale come fa a tradurre sta canzone. Dopo tanto anno tu mi sono contento da abbracciare. Beh, data la stazza di entrambe, ci hanno loro ragione per un abbraccio. Sta strada non fa per te. Se mi sa fu spazzina. Giuro non ama pigliare. Devo fare un percorso alternativo, quindi. Sento mio papà, adesso non si può tornare. No, come? Ah, tu saresti padre. Cioè, chi si fosse padre? Capito? Tu sei la gente, non si può stare. Già, tiene sempre questi. Papà ti voglio assomigliare. Oh, truglià. Ma che verbo è? Voglio persone tutta mano di sottare. No. Buono tutto, dovrei pippare, lo pigliam. Perché ci da me da chi ne state. Perché mica dite che minestrelle. Che cos'è sono le minestrelle? I minestroni piccoli. Che sono le minestrelle? Sono nella mamma. Ah, ti rupe per acchi! Io voglio comandare. Tu vuoi comandare? E come comanda la gente si ne capisce? E dice, ma chi? E chi le dice, che già fa? State zitto ma che stai dicendo. Tu Oh, ma chi se l'ha capito? sei figlio che sta strada va in galera muore ucciso. Cioè, lui prima va in galera e poi muore pure acciso. È una short chista incredibile. Non solo non si fa capire, uccidono pure in galera. È una strada buia senza uscita. Se potessi tornare a rete non sbagliassi già papà. Lui ha questi scatti invece di acuti, capito? Me ne sta parlando. Perché dice non sbagliare, si chiama. Tutto cantare. Vi l'hanno fregato. Non si dice sta cosa. Io devo la intestino. Allora, te ne stavo a dire a mano da anni e nessuno ce la leva mentre canta. Non riesco a capire. Io ne pensavo sarebbe tutto ignorando da magno per figlia mia. E diciamo che non abbiamo puntato sulle parole di questa canzone, abbiamo puntato in coppa musica, il che è tutto un dire. Siamo 1 anno e mezzo. Figli me quando è me. Questo ho capito io, figli me quando è me. Quando si va a casa. Chi sta un piret? E che abbiamo vinto niente. Chi ha vinto letto? Oh, la indovino con una, questa l'ho capito, chi ha vinto letto? E poi te ne foto con mamma. E facevi cose con mamma. Facevi cose con mamma. Come si manca, dobbiamo la mamma. No, non. Veramente. È un treno. Per me solo è un treno lontano. Un treno! Ma le spazio per la valigia. Allora, tutto in lavatrice, ok, quando non tenevo? Buttaggi vicino. Non l'hai visto più perché si hanno portato in assistenza, secondo me. Cioè, sono tutte in lavatrice, io le porto a conciare, che si chiama datine a fare. Buttaggi vicino. Ah, lui non l'hai visto più, forse in da lavatrice, capite? Per quello. Come sei mancato, papà? Ah, buon darette, mo sta lì con te. Ha conciato in lavatrice. Guarda ogni momento che la fotografia. Mi fa troppo ridere, questo carcere dov'è? Poi tra l'altro in Colombia. Ci passato solo e era ancora una creatura. Mi dispiace a papà. Sembra il sintetizzatore vocale di Google comunque. Ora che voglio recuperare. Sì, però il problema è sempre kill, cioè manca a chi si riesce a capire certi voti. Tutti i momenti per tutte cose. Vorrei capire come hanno fatto a telefono a organizzare. Sì. Io non capisco me, non do la lascia ma più. Vado a strada non la pigliare. Ecco qua. Tenuti. Papà ti voglio assomigliare. Ah, ti voglio assomigliare, l'ho capito, veramente, lo sto capendo. Papà ti voglio assomigliare. Voglio persone tutta mano di sottare. Voglio fortunare tutto, ma mia puppetta. E puppetta che baricere, mo. Che ci da me da chi ne state. Perché è cresciuta fredere cristiana. Sono nella mamma. È tutto regolare, sono tutto regolare, mo. Cioè, molto. Che ne ha così, ma sono tutto regolare. Io voglio comandare. Lui vuole comandare, miei cari amici, ma che ci vuoi a capire? Pure voi, State zitto ma che stai dicendo. No, questo non ce la faccio sentire perché è una vibrazione quando parlo. Passo avanti. Da buia senza uscita. Se potessi tornare a rete. L'ha ucciso wifi. Gli ha passato dei dati troppo velocemente, lui è morto. E ti devi tutto cantare. Tieno direttore bancario. Io vi sto traducendo tutto, tieno direttore bancario. Io devo la intestino. Chiude 3 parole di fila. Questo direttore bancario è bravissimo, ve lo consiglio. Si mette a disposizione. Io ne pensavo sarebbe tutto ignorando da magno per figlia mia. Vedete, può continuare all'infinito. Un abbraccio fit.
Beh, io sono sicuro che in questo momento il vostro tentativo di trattenere le lacrime è stato vano, perché starete tutti quanti piangendo davanti allo schermo. E non ringraziatemi per questa perla, perché lo sapete che io sono sempre qui per voi e per trovarvi sempre nuove perle. Tutto quello che voi dovete fare invece è taggare i vostri amici qua sotto e lasciare un mi piace a questo video. Queste sono le uniche 2 cose che vi chiedo e io vengo la prossima volta con un altro video. Mi raccomando, vi ricordo, seguitemi su Instagram perché lì sono molto attivo. Non è vero, però se mi seguite mi attivo, promesso. E iscrivetevi al canale YouTube, YouTuber Diego. Io mo me ne vado. Il servizio traduzione è stato offerto da Bucacci SRL. Non ho capito, ma te lo spiego. Ciao ciao.